Benvenuti a un'altra puntata di TG Plus Focus. Oggi parliamo di scuola. Le scuole stanno finendo, per carità, ma c'è una preoccupazione che vediamo proprio sui giornali. La scuola è un salasso, le famiglie cominciano a protestare perché un po' l'autobus, un po' i costi, un po' gli esami, un po' tante altre cose, si rischia alla fine di non andare nemmeno in vacanza per la paura di quello che succederà quando si ritorna a scuola. Abbiamo con noi Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Salve. Veneto, buongiorno, al quale chiediamo un parere, un'opinione, visto che lei ha il termometro della situazione costantemente in mano. Sì, beh, diciamo che non è un clima tranquillo per l'economia delle famiglie, perché appunto l'inflazione è un po' scesa, ma comunque continua a mordere e quindi anche questa notizia rispetto al caro scuola non ci fa stare tranquilli. Chiaramente tra caro scuola, caro energia, caro vacanze, qui si rischia di mettere in difficoltà i bilanci delle famiglie. Ci sono comunque delle possibilità di risparmio se ci si prende anche per tempo, quindi non è male parlarne in anticipo come state facendo voi, perché ad esempio fare degli acquisti adesso in cui periodo nel quale le scuole stanno terminando si possono fare anche dei begli affari e soprattutto avere degli sconti e quindi anticipare, come dire, quelle spese che solitamente si fanno in settembre quando i prezzi aumentano per forza di cose perché aumenta la domanda naturalmente di beni, di cancelleria, di zaini, di libri e quant'altro e quindi conseguentemente aumentano i prezzi. Bisogna stare un po' attenti però perché soprattutto per quanto riguarda i libri ora fare scelte è fuori discussione, Certo, non è necessario però nei farle. negozi magari che danno il fuori tutto potrebbe essere una buona occasione anche per quel che riguarda i beni di consumo, soprattutto, no? Quelli che sono... Assolutamente. Sai, Assolutamente, è un po' quello che succede anche a Natale, se ci pensate, è passato il Natale con i panettoni e quant'altro che si trovano sugli scaffali dei supermercati a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello iniziale. e per quanto riguarda i trasporti, Cecchinato, ci sono delle possibilità di ritrattare un po' le cose? Vediamo che insomma le varie aziende di trasporto, comunque i biglietti aumentano, non c'è niente da fare. A scuola bisogna andarci, a meno che la gente non si metta a portare i Certo, figli con la macchina, che poi il diventa un tema altro problema anche trasporti quello. è un tema molto delicato perché chiaramente è una delle spese che incide particolarmente sulla budget, diciamo così, della formazione scolastica e ogni anno, ogni settembre si deve, come dire, programmare quelle che sono le spese. Esistono dei bonus trasporti soprattutto per il settore ferroviario. Ci auspichiamo che siano introdotti ulteriori bonus o possibilità di detrarre il costo dell'abbonamento in modo tale da dare la possibilità a chi deve pagarne magari 2-3 perché ha 3 figli che è in età scolare di avere qualche vantaggio. Però temiamo che sarà Certo. un settembre piuttosto caldo. Ma noi l'abbiamo detto adesso, poi qualcuno dirà, siete stati bravi, l'avevate detto. Intanto grazie a Davide Cecchinato, presidente Grazie a di voi. Adiconsum Veneto, per essere Grazie a stato a voi. TG Plus Focus. Buona giornata. Arrivederci.